Eder. Mac Pallister. Sebastiano, la Cattaneo vuole spizzicarsi l'ultima carta e ha preso altri 30 giorni. Ti aspettavi una decisione di questo tipo? Io ho parlato ieri col dottor Barisani, gli ho chiesto, ascolta, come sono, anche noi siamo rimasti un po' così sorpresi da questo. Se tutto questo può essere utile, per carità, che le indagini vadano avanti. Tutti vogliamo leggere finalmente questa consulenza, perché è fondamentale poi per la ricostruzione di quello che è accaduto a Liliana. Non ce l'aspettavamo, comunque siamo abituati, può capitare, il fatto è che sono passati 3 anni dalla morte di Liliana e siamo qui ad aspettare, ma io ho partecipato all'incontro, ho partecipato, è durato veramente poco. Devo sottolineare e ringraziare la disponibilità della dottoressa Cattaneo, perché ci ha voluto spiegare in modo molto veloce e semplice il motivo di questa piccola proroga, che potrebbe essere all'incirca di 1 mese, qualcosa in meno, qualcosa in più, ma è soltanto per andare a delineare alcuni aspetti che già esistono. C'è un piccolo approfondimento che si sta facendo, ma posso dire che non è un'attività che potrà andare a rivoluzionare quello che finora è stato accertato e tra virgolette dal punto di vista scientifico acquisito. Quindi aspettiamo un attimo, ormai ci siamo abituati, con Liliana c'è sempre qualcosa che può avvenire, noi ci siamo e poi vedremo. Siamo comunque curiosi di poter leggere questa consulenza. Non è un'attività che potrà andare a rivoluzionare, è un aspetto, un accertamento tecnico, un esame istologico che comunque, come posso dire, non va a rivoluzionare i dati e comunque l'attività che hanno fino ad oggi svolto i consulenti, a partire dai nostri, ma a partire anche dal dottor Barisani, da tutte le parti intervenute. Quindi non è ricominciamo da capo, manca qualcosa da approfondire, ma ripeto, non ci aspettiamo una rivoluzione da questa nuova attività. Io non voglio giocare a tennis, questo dice lui, poi tiro io, poi tira lui. Io no. Lui ha detto delle cose, va bene. Cosa è successo a Liliana? Guarda, è una domanda che me la sto facendo da 3 anni. Io comunque ho sempre avuto un rapporto con la polizia, abbiamo dialogato, abbiamo parlato, abbiamo sbagliato tante cose e per loro loro hanno ipotizzato questo suicidio, hanno cercato per la casa, guarda, venivano ogni giorno qualche biglietto, qualcosa, mi hanno detto ma hai trovato qualcosa? Io mi ricordo un fatto che quando ero in questura è venuto anche un personaggio importante che non so chi sia. Quindi era così importante che tu non sapevi nemmeno chi fosse? E mi ha detto, ma guarda, devi dire la verità, devi dire hai trovato un foglietto, un scritto, qualcosa, cosa ti ha detto tua moglie qua e là. Io guarda, ho detto non ho trovato niente e loro sono rimasti su questa idea qua. Noi abbiamo sempre affermato, ma non l'abbiamo fatto così per partito preso, che Liliana è stata vittima di un'aggressione, che nulla ha a che vedere il suicidio con la morte di Liliana, e quindi che qualcosa è accaduto. Poi non possiamo essere noi o i familiari o l'avvocato o gli avvocati a dimostrare quello che è successo a Liliana. Di certo ci sono delle lacune, delle mancanze, soprattutto nei primi giorni dopo il ritrovamento di Liliana da parte di chi ha svolto le indagini. Posso pensare a come sono state conservate tutto ciò che è stato rinvenuto sulla scena del ritrovamento del corpo, posso pensare ai ritardi nell'autopsia, posso pensare al fatto che sin da subito si è parlato di una scomparsa volontaria, posso parlare del fatto che leggiamo negli atti a noi non interessa dove è stata Liliana nei giorni in cui era assente, però determiniamo il decesso nelle 48 ore, 60 precedenti al ritrovamento. Insomma, si è partiti con difficoltà e in modo negativo, cioè nel senso abbiamo dovuto portare a conoscenza degli inquirenti tantissimi elementi, da come è stata ritrovata, da come era vestita, soprattutto nei rapporti. Non c'era stata
stata un'indagine nei rapporti o comunque nel quello che Liliana era, la persona che era, la voglia di vivere che aveva, il fatto che comunque aveva una relazione con Claudio Sterpin. Insomma, abbiamo cercato di aiutare gli inquirenti, ora saranno loro a doverci dare delle risposte che noi aspettiamo. Questa cosa è solo nella testa di Claudio Sterpin, queste cose qua. Cioè, io non accetterò mai uno che mi dice che aveva una storia d'amore con mia moglie, ma stiamo scherzando di questo? Cioè, io non accetterò mai questo. Noi, ecco, io ad esempio il signor Visentini lo comprendo perché è il marito, però poi abbiamo dovuto aspettare quasi 3 anni per fare degli accertamenti sul telefono di Liliana ed è venuto fuori poi insomma un bel, tantissimi messaggi, un compenso importante di messaggistica che ci fa dire che comunque tra queste 2 persone c'era un rapporto che non è un rapporto di amicizia. Questo è chiaro, è agli atti. Ora il signor Visentini io lo comprendo, lo capisco da coniuge, da marito, però i dati fattuali e comunque oggettivi ci possono far dire che invece c'era qualcosa di diverso rispetto ad una relazione di amicizia. Lei era sportiva e Claudio Sterpin era presidente del marathon, di conseguenza questo rapporto di amicizia era evidente. Noi ogni tanto andavamo, lei non gareggiava più, però andavamo a delle cose che venivano. I messaggi tra Liliana e Claudio però parlano chiaro. Questo lasciamo a chi di dovere cercare di capire, perché queste robe criptate, nascoste, sono abbastanza strane. No, è stato fatto un accertamento diverso, con una metodologia diversa che ci ha permesso, grazie al nostro consulente Zorzi, di sollecitare questo tipo di attività. La Procura in questo caso ha accolto la nostra richiesta, è emerso invece tutto un mondo che invece era lì, era presente, era nel telefono, era nel cellulare, però non era stato insomma prelevato e è quello che poi è andato a dimostrare quello che stiamo dicendo noi, quello che dicono i familiari di Liliana, che comunque Liliana stava per prendere una scelta diversa di vita, perché questa persona esisteva. Quindi Claudio Sterpin, secondo quello che stiamo sostenendo noi, e apro e chiudo una parentesi, noi sin da subito alla Procura abbiamo detto guardate, non si tratta di suicidio ma di omicidio, attenzionate tutti, anche il primo Claudio Sterpin. Abbiamo poi, leggendo gli atti, studiando gli atti, abbiamo compreso che Claudio Sterpin sta dicendo la verità. Poi il resto lo dovrà fare la Procura, ma sicuramente è un elemento che, acquisito in tempi precedenti, poteva darci insomma ulteriori spunti investigativi che sono arrivati ultimamente. Guarda, anche se fosse vero, guarda, ti dico sinceramente, questa amicizia, per me è una grande amicizia, non è una storia d'amore, vanno interpretati, ma io questi messaggi d'amore, a noi a Trieste si usa dire amore mio, quello, quell'altro, tesoro, questo, quest'altro. Io anche con le mie amiche uso questo dialogo. Claudio ha raccontato tante cose, però dimentica altre cose, no? Ultimamente sentivo l'altro giorno che ero a Trieste, che questa banda degli onesti, come li ho chiamati io, si sono chiusi, hanno chiesto silenzio stampa per stare vicino a Sterpin in quella famosa storia della botola. Cioè, lui ha dimenticato di dire delle cose fondamentali, importanti. Cioè, trovare una botola dentro in casa con le tracce di Liliana, lo dice lui che Liliana andava anche giù, su e queste robe. Ma metti il caso che avessero trovato a casa mia una cosa del genere, io che fine avrei fatto? Invece lui viene trattato come una persona anziana che può aver dimenticato queste cose qua. Ma non c'è un silenzio stampa. Stavano aspettando, sono stanchi. Cioè, prendiamone atto che le persone a cui, insomma, Liliana a cui era legata, Liliana erano legate, insomma, sono stremati. Cioè, hanno fatto una battaglia. Se oggi noi stiamo parlando non più di suicidio ma di omicidio, che poi è quello che è il capo di imputazione, insomma, contestato a nessuno perché è contro ignoti, però è grazie a loro. È grazie al loro impegno, non grazie all'impegno di qualcun altro, perché sono loro che hanno sempre affermato
che si trattava di omicidio. E vi posso dire che non è una questione di silenzio stampa, stavano aspettando la consulenza e adesso non lo so se poi decideranno insomma, di partecipare, di parlare, di fare, però non è una questione. C'è stato un momento di difficoltà effettivamente di Claudio Sterpin dal punto di vista della salute, ma non è che è stato quello il motivo per il quale non hanno poi partecipato insomma, in altri programmi o altro. La botola è qualcosa che, come posso dire, non è dirimente, non è importante, anche perché la botola è presente insomma, in quelle zone, cioè non è qualcosa di così, cioè, ha tenuto segreto la botola, ma Sterpin è stato il primo, è andato lui a portare il telefono, a consegnare il telefono agli inquirenti, è andato lui a dirgli che aveva una relazione, è andato lui a dire guardate che dobbiamo andare a convivere, è andato lui che insomma, è stata una delle persone con le quali ha parlato Liliana. Qualcuno si infastidirà, però c'è già in atti, già prima della richiesta insomma, di archiviazione, Liliana aveva fatto una ricerca, ci sono degli elementi, delle informazioni che ci dicono Liliana probabilmente voleva una nuova vita, attenzione, cioè il fatto di trovare una nuova casa, il fatto di trovare, insomma, di cercare informazioni per come separarsi senza avvocato, insomma, cioè io ripeto, poi non siamo noi che dobbiamo stabilire chi è stato, se è stato qualcuno o qualcun altro. Gli inquirenti faranno le valutazioni, ma non credo sia un dato dirimente ed importante questo della botola, che poi è nato su delle indicazioni, su una foglia sotto una scarpa, che poi non era una scarpa, di un consulente che ha depositato un'informazione, cioè che invece era una foglia e basta. Cioè, lasciamo perdere. Non ho capito niente di quello che ha detto, guarda. No, le dico io, tutto questo della botola, la questione della botola nasce perché c'era stata un'informazione sul fatto che era stato rinvenuto una sorta di materiale sotto la scarpa, ecco questo consulente sosteneva ciò e quindi da lì si è cercato di dire che forse la botola o altro, ma era la foglia che era stata invece rinvenuta sotto la scarpa, c'è stato questo errore e da lì si è cominciato, è soltanto un'informazione giornalistica, non è un'informazione insomma data o una pista legata o comunque approfondita dagli inquirenti. Sebastiano, tenevi il telefono di Liliana sotto controllo come dice Claudio? Assolutamente, io non ero sotto controllo, non avevo sotto controllo Liliana, figuriamoci. Gli inquirenti probabilmente avranno anche analizzato tutti i telefoni, tutte queste cose. Volevo ribadire una cosa su queste cantine e soffitte, è una cosa che a me veramente mi ha ferito. La soffitta, anche le cantine, perché c'erano le cantine e le soffitte. Non c'era solo le soffitte, sono state rintracciate e lui dice che anche Liliana aveva le chiavi di questi posti e poi gli è stato chiesto ma cosa andavate a fare in queste soffitte qua e là? Provate a immaginare, no? Ma lei ha avuto un'operazione, qualcosa? Beh, ma sa, cosa vuoi? Con le mani si possono fare tante cose. Sono parole dette da Sterpin su mia moglie, ma ti rendi conto di quello che questo signore si permette di dire? Sto ascoltando, noi siamo d'accordo, fate tutti gli approfondimenti, andate era quello che bisognava fare pure prima. Questa è una mia opinione personale, importante in questa vicenda è ricostruire soprattutto le prime ore, i primi momenti di Liliana dall'uscita di casa sua. Da un certo punto di vista abbiamo delle informazioni che riescono a darci con certezza, quasi certezza, insomma, i movimenti di Claudio Sterpin e questo è un dato di fatto. Poi che andiamo a trovare le botole, andiamo a vedere le soffitte, andiamo a vedere se si troverà un elemento che legherà, come faccio un esempio, tracce di sangue, allora ci può stare insomma, un approfondimento di questo tipo, però non dobbiamo andare poi ad allargare troppo il giro, cerchiamo di concentrarci su quello che abbiamo, che per ottenerlo insomma, abbiamo lottato tantissimo e abbiamo lavorato tantissimo. La posizione di Claudio resta molto diversa dalla tua. Cosa significa queste cose che sta dicendo? Cioè io ho sempre rispettato
quello che era la vita di Liliana, non mi sono mai intromesso. Io il fatto che io conoscessi la storia tra Liliana e Sterpin, assolutamente sapevo di questa amicizia, ma tutto lì. Silvia riferisce che poi tu una bella mattina, dopo la scomparsa di Liliana, fai il bucato e usi anche la candeggina. Figurati, io se vado a usare la candeggina, cioè la candeggina noi se la usava per mettere nel bagno, figuriamoci se ho detto. Posso dirvi soltanto, non c'ero, quindi non è che ho certezza, però non ho motivo per dubitare delle dichiarazioni, insomma, della fondatezza delle dichiarazioni rese dalla mia cliente, ma perché ci sono delle dichiarazioni che lei rende agli inquirenti prima che Liliana venisse ritrovata, quando si fa riferimento al fatto dei rifiuti che Liliana esce di casa, ed è un'informazione che questa gli dà Sebastiano. E poi dopo, quando viene ritrovata, cioè dopo che vengono ritrovate le immagini, c'è questa informazione data da Sebastiano. Quindi mi fa pensare che innanzitutto non c'è nessun tipo di motivazione di Silvia che insomma gli consenta insomma di andare contro il Sebastiano. Per quale motivo? Per quale motivo? Sta dicendo, ha dato delle informazioni al fine di poter ottenere poi la verità, comunque quello che conosceva. Ripeto, non c'ero, non posso dire che sono veritiera al 100% sì o no, però non ho neanche motivo di pensare il contrario. Comunque a casa mia gli inquirenti sono venuti, hanno analizzato, fatto tutti i rilievi possibili e immaginabili. Sono loro che avranno le risposte su queste cose, se sono vere. Io non ho mai parlato di questa cosa. Cosa sa lei? Cosa sa lei? Io sono 3 anni che sto vivendo da solo, la mia casa è perfetta, io sono un uomo di casa, cucino, lavo, sistemo tutte le cose. Ma io devo rispondere a Silvia a queste cose e devo rispondere agli inquirenti, cerchiamo di capirci le cose. Ma cosa dovrei fare? 150 querele? Ma sì, che le dice, dai, ne abbiamo sentite, non ho bisogno di andare via. Lei ha perso il marito perché era gravemente ammalato. Invece io ho perso mia moglie e ancora oggi, dopo 3 anni, non so cosa sia successo. Cerchiamo di capire il stato d'animo in cui ho vissuto io questi primi 21 giorni finché è stato trovato il corpo di Liliana. Sicuramente ma lo dimostrano insomma le varie interviste che ha reso il signor Visintin. Su alcune cose è stato impreciso assolutamente, però poi le imprecisioni, il fatto che comunque non ricorda bene la giornata a distanza di tempo, le imprecisioni poi dovranno essere valutate. Lo ha fatto anche davanti agli inquirenti, cioè quello che spesso sentiamo dire dal signor Visintin è capitato anche durante diciamo quando è stato sentito dagli inquirenti. Ci sono situazioni in cui lui non si ricorda, ci sono situazioni in cui insomma, come diceva Silvia, il ritrovamento del cordino, quant'altro che poi dovremo valutare. Adesso aspettiamo questa consulenza, la procura chiuderà le indagini e si determinerà in un modo o nell'altro e poi valuteremo insomma il complesso di tutti gli atti che sono stati investigativi acquisiti, perché ripeto questo è un puzzle e va letto tutto insieme, cioè non è soltanto la consulenza medico-legale ma c'è di tutto, insomma la criminalistica, ci sono gli accertamenti, insomma c'è di tutto, quindi aspettiamo e poi vedremo. A noi quello che conta ad oggi è far sì che venga in modo chiaro fuori che Liliana è stata aggredita. Poi tutto il resto ne parleremo successivamente. Anche l'albergatrice non ha parlato bene di te. Guarda, non riconosco quello che sta dicendo lei, assolutamente. Noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, cioè parliamo con l'albergatrice, io sono andato lì anche dopo la morte di Liliana, anche perché a Venzone ci sono delle piste ciclabili, io andavo lì, dormivo, e poi l'indomani facevo i miei giri intorno ai monti e le cose. Perciò sono cose che sta dicendo lei e
assolutamente non riesco Non a capire vero. il perché. Ti piacerebbe essere indagato? Io non ho bisogno di questo, io sono tranquillo, sereno, non ho fatto niente a mia moglie. Quello che viene detto o invidia o situazioni così. Liliana non parlava con nessuno. Lo so, Cioè, glielo dico perché veramente noi con grande parlavamo affetto. delle nostre cose, noi parlavamo io e Liliana delle nostre cose. Ma io Ogni giorno pubblico delle foto di Liliana e tanti mi scrivono che io mantengo questo amore, questa cosa di Liliana anche dopo 3 anni. E io ho oltre 150.000 foto di Liliana, ti rendi conto? Per me era la gioia della mia vita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.